Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo contenti oggi di ospitare un presidente vincente, ovvero Gaetano Conte, presidente dell'Athletic Club Palermo. Ciao Gaetano, ben trovato, complimenti, complimenti, complimenti. Chissà quanti ne sono arrivati in queste ultime 2 settimane. Buonasera direttore, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, i complimenti sono stati tantissimi, li abbiamo apprezzati, continuano ad arrivarne, sinceramente siamo contenti di tutto ciò. Che stagione meravigliosa, una stagione coronata da questo passaggio in Serie D la prossima stagione. Devo essere molto sincero, è stata una dura battaglia quella contro il Città di Gela, però poi alla fine siete riusciti a portare a casa questa possibilità di essere matematicamente in Serie D, mentre il Gela giocherà invece i playoff nazionali addirittura, perché il distacco dalla terza è stato considerevole. Sì. Che campionato è stato quello vostro, quello di quest'anno? Sì, intanto approfitto per fare i complimenti al Gela e a tutti i nostri avversari. Il Gela è una società forte che ci ha dato battaglia fino alla fine, ce la siamo giocata, hanno fatto un ottimo campionato, soprattutto un grande girone di ritorno. Per noi è stata una marcia trionfante, ci abbiamo creduto sin da subito, insomma, e poi i risultati ci hanno dato ragione. Il campionato è stato un campionato lunghissimo, un campionato difficile, un campionato che si è giocato partita per partita, però siamo contenti di averlo portato a casa perché gli sforzi che abbiamo fatto quest'anno sono stati davvero importanti. Era questo il vostro obiettivo, sottolineiamola questa cosa, il vostro obiettivo era quello veramente di andare in Serie D. Una dalla prima giornata, probabilmente già a giugno, l'obiettivo era stato già ben definito. Allora, sicuramente l'obiettivo è frutto di una programmazione che va indietro di qualche anno in realtà. Noi quest'anno avevamo iniziato diciamo, la fase quella estiva, la fase in cui si progetta la società, si era iniziato a parlare con altre ambizioni, cioè di stare là davanti comunque per vedere il campionato come si metteva e poi spingere sull'acceleratore. Poi la realtà dei fatti ci hanno portato a avere una squadra sin da subito pronta per vincere, che aveva proprio fame di vittorie, e quindi alla fine abbiamo spinto sin da subito sull'acceleratore. Tra l'altro in un girone anche molto impegnativo, abbiamo detto del Città di Gela che sino all'ultimo ha dato battaglia, però dentro c'era anche l'Unitas Sciacca, c'era la Rivelazione San Giorgio Piana, c'era la Don Carlo Missilmeri, cioè società che erano anche un po' abituate a cercare di portare a casa vittorie importanti. Sì, no, infatti ho fatto i complimenti a tutti gli avversari perché oltre al Gela, che chiaramente si è piazzato secondo, comunque anche il Misilmeri, il San Giorgio Piana, come hai detto benissimo tu, direttore, hanno fatto la loro parte. Lo Sciacca è andato avanti in Coppa. Forse per questo ha un po' mollato in campionato, io ho questa sensazione. Probabilmente per una squadra comunque con un allenatore che sa fare di calcio, grande esperienza, certo. Una grande piazza che ha un grande seguito, insomma si sono ben comportati in campionato. L'impatto della vostra squadra a Palermo, perché voi adesso ufficialmente siete la seconda squadra più alta di categoria, la Serie D ritorna a Palermo dopo 21 anni, quindi adesso gli obiettivi non sono soltanto quelli di rappresentare Palermo, ma anche di rappresentare una parte importante della Sicilia in un campionato nazionale. Come hai detto tu, siamo dopo 21 anni una squadra palermitana, oltre il Palermo, ad approdare in Serie D. Per noi questo è un grande onore. Vogliamo rappresentare Palermo e non solo. È chiaro che non sarà semplice. Palermo è una grande città, ma c'è il Palermo Calcio, di cui noi tutti siamo tifosi e fan. È chiaro che noi non vogliamo sostituirci assolutamente al Palermo. Questa cosa l'ha detto anche Clemente quando è venuto un paio di settimane fa. Ma perché la realtà è la nostra realtà, noi siamo parte di Palermo. Vi sentite palermitani a 360 gradi anche voi? Noi siamo palermitani, siamo tifosi del Palermo, andiamo allo stadio quando possiamo, facciamo lo sponsor al Palermo perché ci crediamo, quindi diciamo che la nostra società è presente, non è in contrapposizione al Palermo assolutamente, anzi vogliamo coltivare i giovani talenti palermitani che spesso non hanno possibilità di andare insomma nel Palermo e crescere insieme a loro. Ecco, crescere è la parola giusta, perché dobbiamo parlare anche di una crescita soprattutto in tutto il contesto giovanile. Voi avete una bellissima realtà di una scuola calcio e poi l'importante è che non avete puntato solo sul calcio, ma anche sul calcio a 5. Da poco la vostra squadra ha raggiunto il campionato di Serie B vincendo la propria categoria, a dimostrazione che insomma nulla è per caso, il progetto di un percorso di crescita parte probabilmente
quando si è tutti seduti a tavolino. Poi chiaramente ci vuole la praticità, ma su questo non avete sbagliato gli uomini. Sì, no, intanto molti non sanno, ma l'Athletic Club Palermo, oltre alla prima squadra di calcio a 11, come ben detto, ha un settore giovanile che è nato quest'anno. Diciamo che ancora il bello deve venire, ma abbiamo il calcio a 5 maschile con le sue categorie anche giovanili. Il calcio a 5 maschile ha vinto il campionato di C1, adesso in Serie B, è un campionato nazionale anch'esso. Abbiamo il calcio a 5 femminile per il primo anno, anche loro hanno vinto la loro categoria, adesso sono ai playoff regionali. E abbiamo anche 2 squadre amatoriali, quindi questo perché noi crediamo nei sani valori dello sport e li applichiamo in tutte le categorie con la massima passione. Questi valori vanno poi dopo sviluppati in un contesto anche non soltanto organizzativo ma anche di location. Parliamo di questa location che attualmente è in una fase di sistemazione, parliamo del campo di Capaci, mentre invece c'è la prospettiva, insomma, da quello che tu hai detto prima di andare in onda, che il campo del velodromo potrebbe diventare la vostra casa ufficiale per le partite interne in Serie D. Sì, allora noi abbiamo ottenuto lo stadio di Capaci per 33 anni, lo stadio di Capaci per varie vicissitudini. Bellissima struttura tra l'altro. Assolutamente sì, ancora non è partito, ma stanno iniziando i lavori a breve, anzi già in realtà sono iniziati, sicuramente quando sarà pronto per noi sarà un fiore all'occhiello. Perché è la base, la vera casa sarà a un passo da Palermo. Esattamente, sarà quella. Il velodromo è una struttura importante, è una struttura che ci consente, comunque ci dovrebbe consentire di giocare le partite. Io mi spingo da questo punto di vista perché sia il sindaco La Galla che l'assessore Anello si sono spinti tantissimo per questa causa, l'hanno appoggiata e sono convinti loro stessi di poterci donare, che poi non lo donano a noi ma lo donano alla città di Palermo, aprire questo stadio alla città di Palermo per poter giocare le nostre gare casalinghe lì. Attualmente è chiuso per un problema di agibilità? Allora, cosa esattamente tiene bloccata questa situazione? Tiene bloccata intanto l'omologazione dell'LND del manto. Ah certo, ci vuole l'omologazione da parte della che avverrà che avverrà a breve, perché il manto è nuovo, è stato messo, perché molti non sanno la realtà dei fatti, ma il manto del velodromo è già stato fatto dalla giunta comunale, quindi adesso manca soltanto la burocrazia proprio dell'omologazione e poi l'agibilità delle tribune, ma quello è un documento che uscirà fuori soltanto presentando alcune cose. Insomma, i presupposti perché il prossimo anno questo campionato di Serie D possa essere affrontato con serenità, tranquillità e probabilmente anche con tanti progetti esiste. Me lo confermi? Assolutamente ecco, sì. Smentiamo l'idea, adesso sono in Serie D, probabilmente molleranno, invece io credo che il vostro percorso di crescita forse parte proprio dopo questa vittoria di campionato. No, diciamo che il nostro percorso era già partito, ma sicuramente questo ci sta dando una spinta in più perché è una carica fortissima, quindi sicuramente per chi ci vuole male noi gliela diamo vinta, noi andremo avanti e ci divertiamo, perché questo per noi è una grande passione, un divertimento e lo porteremo avanti. Rappresenterete Palermo la prossima stagione nel campionato di Serie D. Adesso volto pagina, però poi nella parte finale ritorneremo a parlare dell'Athletic, perché come tutti ben sanno domenica 27 si ritorna in campo per l'ultima giornata, un po' giornata quasi inutile nel girone A, mentre invece sarà molto importante nel girone B. Ritorno a parlare di questo discorso perché sulla Serie D attuale, insomma, incombe questo duello a distanza tra Siracusa e Reggina. Mancano soltanto 3 giornate alla fine, tra l'altro si giocherà domani il turno infrasettimanale pre-pasquale, e questa cosa che comunque sino alla fine non sappiamo chi vincerà un po' ci appassiona, no? Certo, quando le sfide si prolungano fino all'ultima giornata sono più appassionanti. Io mi metto nei panni della società e arrivare fino all'ultimo con l'incertezza non è una cosa soprattutto bella, per quella che poi magari possibilmente non vince il campionato e si ritrova magari chissà a un punto dalla prima classificata e sarà costretta a fare i playoff, che sappiamo benissimo in Serie D, almeno per questa stagione, sono praticamente tempo perso, né più né meno. Assolutamente sì. A parte spese considerevoli, perché le trasferte esistono e quindi poi vanno affrontate con tutti i criteri. Abbiamo dunque anticipato il discorso del campionato di Serie D, partiamo dunque ufficialmente con il campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
Domenica si è giocata la 14ª giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Città di Aciriale batte Sambiase 2-1, pareggio tra Città di Sant'Agata ed FC Pompei. Vittoria della Vibonese Calcio 3-1 contro l'Enna Calcio, vittoria anche del Paternò a sorpresa contro il Licata Calcio 3-2 il risultato finale. Nuova Egea Virtus batte San Cataldese 2-0, vittoria del Ragusa 2-1 contro il Locri 1909, vince anche la Regina 3-1 contro la Nisse FC ed infine Scafatese che vince in casa contro la Castrum Favara per 3-1. Guardiamo la classifica ricordando che giovedì, cioè domani, si ritorna in campo. Al primo posto Siracusa con 69 punti, 68 Regina, 56 Scafatese, 50 Sambiase, 49 Vibonese Calcio. Con 43 punti Nisse FC, 42 Paterno Calcio, 37 Nuova Egea Virtus, 35 punti Pompei, 34 Ragusa, 32 Città di Aciriale con 31 San Cataldese, 29 Castrum Favara, 28 Enna Calcio, 25 Licata Calcio, con 24 il Città di Sant'Agata e chiude la classifica con 22 punti il Locri 1909. Domani di nuovo tutti in campo per il turno pre-pasquale: Castrum Favara Ragusa Calcio, FC Pompei Città di Aciriale, Locri 1909 Regina 1914, Nisse FC Enna Calcio, Sambiase Licata Calcio, San Cataldese Città di Sant'Agata, Scafatese Nuova Egea Virtus, Siracusa Calcio Paterno Calcio, riposa la Vibonese Calcio. Allora partiamo subito e partiamo dal Città di Aciriale, che si è un po' tirato fuori dalle sabbie mobili di una possibile retrocessione, perché a dimostrazione che l'acquisti anche di dicembre, allenatore e direttore sportivo, spesso e volentieri risultano vincenti, come nel caso di Aciriale, che insomma da un paio di settimane a questa parte ha fatto i punti giusti per tirarsi fuori dalla griglia dei play-out. Però rimane un mezzo fallimento, perché una piazza importante come quella di Aciriale, forse anche gli stessi tifosi si aspettano sempre qualcosa di più. Sicuramente sono piazze che hanno fatto calcio in maniera diversa da quello che fanno adesso. Chiaramente i tifosi vogliono sempre di più, mi metto sempre nei panni della società. È vero, e fai bene. Capisco tutte le difficoltà e comunque diciamo che la Aciriale è una società esperta chiaramente, quindi ha saputo muoversi nelle parti del mercato, insomma del mercato di riparazione, per sistemarsi e appunto tirarsi fuori dalla zona calda. Diciamo che è importante la scelta degli uomini, in questo caso quelli che devono andare ad acquistare i giocatori che si possono trovare pronti per un campionato difficile come quello di Serie D, perché le letture vanno fatte anche nel vostro gruppo in prospettiva, no? Cioè io mi organizzo per bene già dall'inizio, perché chiaramente più punti faccio all'inizio della stagione e più posso vivere un po' più tranquillamente, anche se poi il girone di ritorno spesso e volentieri in Serie D insomma cambia un po' notevolmente con le campagne acquisti. Chiaro che il mercato di riparazione appunto si chiama in questa maniera perché serve a correggere qualcosa che non è andato. Voi avete corretto pochissimo, solo con Cialdi forse? Noi abbiamo aggiunto. Avete aggiunto con Cialdi? Abbiamo sì. Aggiunto, sì. Acquisto azzeccatissimo tra l'altro, stagione pazzesca di Pierino La Peste. Pierino, come tutti lo chiamiamo, ha dato un contributo fondamentale, perché è un giocatore che veramente avrebbe dovuto fare altre categorie. Ce lo siamo goduti noi perché ci ha dato quella continuità che insomma ci ha permesso di andare avanti. Fondamentale. Abbiamo dunque parlato del Città di Aciriale, sentiamoci le interviste post partita: vittoria contro il Sambiase per 2-1. Io credo che oggi la squadra sia stata in campo in modo corretto, nel senso avevamo preparato questa gara così. Sapevamo che loro giocavano molto con la palla lunga su Moculo e poi dopo si andava sullo scarico e sugli esterni, è la loro diciamo prerogativa come calcio, che apporta pure buoni frutti. Io credo che oggi, alla luce dei 90 minuti, abbia vinto la squadra forse che ha avuto quella fame maggiore, però io credo che tecnicamente era una partita che se fosse finita in parità non c'era da scandalizzarsi. Ripeto, faccio a questo punto i complimenti alla Cireale perché possa raggiungere il proprio obiettivo, però voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché fino alla fine sono stati in partita. Oggi è giusto un girone dal mio arrivo qui ad Aciriale, nel senso che
io subentrai la partita dopo Sambiase. Questa squadra con lo stesso girone, facendo 2 partite in più fuori casa, perché all'andata le 2 Enna e Sant'Agata furono fatte in casa, questa squadra ha fatto 9 punti in più rispetto all'andata, quindi c'è da fare più un appunto su questo aspetto, e quindi vuol dire che è una squadra che dal mercato di dicembre, dall'arrivo anche del capitano e di tanti altri giocatori, ha dato sempre qualcosa in più. Volevo spendere io invece una parola per il capitano, perché non perché è presente qui, è proprio l'anima dello spogliatoio, della squadra, e domenica ho fatto i complimenti a lui che è riuscito ad essere ammonito dalla panchina, e quindi oggi è il giusto valore, il giusto contributo. Questo gol se lo meritava, perché anche durante la settimana non molla mai, è sempre lì a dare un sostegno ai ragazzi, ai più giovani. Lui, Marchetti, Benjamin sono giocatori di esperienza che danno sempre qualcosa in più a questi giovani. Sì, sicuramente col passare del tempo, poi quando non riesci a sbloccare una partita o a passare in vantaggio, il pallone si fa sempre più pesante, ed è per questo che magari noi più grandi dobbiamo dare il nostro contributo, e io oggi da una palla inattiva l'ho fatto, però altre volte ci ha pensato Benjamin, altre volte Giuliano, insomma io penso che i grandi stiano dando tutti un grande contributo, e i giovani ci inseguono e ci ascoltano in quello che gli diciamo, quindi il plauso va a tutta la squadra e non al singolo. Permettete un'altra cosa, complimenti ai nostri tifosi, perché oggi veramente sono stati il 12° in campo, ci hanno spinto i ragazzi, e c'è da fare un plauso anche a loro. Complimenti dunque alla Ciriale, vittoria importantissima per la sua classifica, dà la possibilità alla squadra di Acese di respirare un po', anche se ancora le prossime 3 partite sono certamente importanti. Come sono importanti anche le prossime per il Città di Sant'Agata, che adesso ha pareggiato contro l'FC Pompei. Città di Sant'Agata, anche lì una stagione mezza fallimentare, cambio dell'allenatore, insomma riconquistare posizioni in Serie D, soprattutto nella parte finale della stagione, è difficilissimo, perché ogni partita diventa una finale. Sì, assolutamente. Adesso te lo dico come insegnamento, no? Per la prossima stagione. Si fa dura per il Sant'Agata. Negli anni passati è stata la sorpresa del campionato, quindi per ha fatto 3 anni bene. con i Goff. Quest'anno ho visto che a inizio stagione ci sono state delle problematiche societarie, insomma non ho seguito bene la vicenda, però avevo capito che c'era stato qualcosa di cambio anche a livello di proprietà. Adesso sono in una condizione di classifica particolare che non sarà semplice, quindi hanno le ultime 3 battaglie, ma insomma sarà dura. Sentiamo le parole del mister proprio del Città di Sant'Agata, amareggiatissimo perché insomma sperava di portare 3 punti pesantissimi, volendo anche contro una diretta inseguitrice. Perché quello che stanno facendo questi ragazzi è qualcosa di incredibile, non c'è altro che dire, non mollano mai, siamo sempre qui, lavoriamo con tante difficoltà, quindi sono orgogliosissimo di... assolutamente sì, io non sono uno che, come dire, sì, esatto, sì, però oggi è una situazione molto, come dire, una sensazione molto particolare, perché quando una squadra dà tutto, quando una squadra esprime il massimo di quello che può fare, e l'avete penso visto tutti, abbiamo pareggiato una partita che meritavamo di stravincere non so per quanti gol di scarto. Oltretutto subiamo un torto arbitrale che è vergognoso, e ci sottolineo a dirlo, io non parlo mai degli altri. Sì, appunto, ci tenevo a dire questo, mister, che da quando sei qua personalmente non ti ho mai sentito parlare degli altri. No, non ho mai parlato degli altri, ma oggi è una cosa vergognosa perché non si può attribuire un gol del genere a una squadra che si sta giocando tanto, con tanti sacrifici, con tanti aspetti, ed è una situazione molto dubbia. Dare un gol del genere a una squadra è veramente mortificante, perché qua manchi di rispetto a tutto l'errore. Io spero che sia stato fatto un errore sicuramente in buona fede, ma nel dubbio dare un gol del genere è qualcosa di incommentabile. Lui era sulla linea, quindi acclarare un qualcosa del genere con quella certezza e con quella sicurezza è stato veramente
mortificanti, ma per i valori dello sport, oltretutto, e poi per una società che fa tanti sacrifici, ma per noi, per i ragazzi che stiamo facendo, penso, un lavoro incredibile, una rincorsa, e questo è veramente spiacevole e mortificante. Però, tornando alla partita, dico che oggi, da quando sono qua io, forse, no, da sempre, io a questi ragazzi devo solamente ringraziarli per tutto quello che mi stanno dando. Io ho cercato di portare delle idee, dei concetti, sicuramente una mentalità che sul campo si sta vedendo, perché non subiamo nessuna squadra. Oggi abbiamo chiuso il Pompei dentro la di rigore, cercando di trovare in tutte le maniere la via del gol. Complimenti al loro portiere, che penso che ha fatto 4-5 miracoli importanti, e subiamo praticamente un pareggio senza aver subito forse neanche un tiro in porta o poco meno. Quindi sono orgoglioso veramente, e ringrazio pubblicamente tutti quelli che mi stanno vicino in questo momento, a prescindere da tutte le cose come andranno. Credo che per sottoscritto, il mio staff, tutte le persone che sono qua vicine, stiamo facendo un lavoro incredibile e straordinario. E parliamo adesso dell'Enna Calcio, che ahimè cade in casa contro la Vibonese. Enna Calcio che insomma rimangono 3 partite per cercare di non fare i play-out, e le difficoltà esistono. È arrivato da qualche settimana mister Passiatore, giustamente ci vuole del tempo per ambientarsi. Settimana scorsa fuori casa vittoria importantissima, però è anche vero che poi vai in casa e insomma non fai punti, seppur la Vibonese è una signora squadra, attualmente la 4ª forza in campionato, anzi la 5ª. Assolutamente, la Vibonese è una signora squadra. Che ha speso tantissimo in apertura di stagione. Aveva anche ambizioni importanti. Purtroppo perdere in casa è sempre brutto, però questo è lo sport, capita. L'Enna ovviamente è una società seria, una società che comunque aveva programmato bene. Chiaro che purtroppo a volte durante le stagioni avvengono delle cose che non si possono. Ma secondo te gioca il fatto che comunque nella parte finale di stagione, insomma, le partite in casa devono essere affrontate forse con una determinazione maggiore? Non che l'Enna non ne abbia avuta contro la Vibonese, però è anche vero che forse la necessità, l'obbligatorietà di dover fare punti assolutamente alla morte ti porta poi a sbagliare magari possibilmente la partita. Chiaro che fare un campionato in generale ci vuole grande aggressività sin da subito, non si possono affrontare le partite, soprattutto in campionati difficili come quello dell'eccellenza, non si possono fare regali perché trovi avversari che sono sempre pronti a punirti, quindi i ragazzi devono sempre scendere in campo dando il 100%. Ripeto, un risultato in campo viene maturato grazie a tante cose, perché non c'è soltanto la voglia dei propri giocatori, ma c'è anche la determinazione degli avversari, la partita come si mette, insomma gli eventi che accadono, quindi è un po' complicato. È stata un po' la vostra caratteristica quella di quest'anno, di dover affrontare per mentalità tutte le partite con la stessa intensità, a prescindere se giocavate contro l'ultima in classifica o con la seconda o prima in classifica. Questa è stata una mentalità che probabilmente ha determinato anche un po' forse la differenza rispetto al Gela, che soprattutto nella prima parte della stagione, insomma, fino a quando poi non è arrivato Gaspare Cacciola, aveva riscontrato. Sì, diciamo che noi abbiamo avuto questa forza, perché quest'anno il gruppo che si è creato grazie allo staff e ai giocatori si è creato un gruppo importante, un gruppo che ha saputo dire la sua, e noi abbiamo affrontato tutte le gare con grande intensità, perché tutti gli avversari che ci hanno affrontato l'hanno fatto con grande vigoria, quindi abbiamo dovuto meritarci sul campo le vittorie. Cioè ogni partita per voi era una partita importante? Assolutamente. Non c'è stata una mezza partita? No, le abbiamo affrontate tutte in maniera ovviamente importante, perché ripeto, gli avversari, che ho fatto i complimenti all'inizio, li continuo a fare, certo, sono scesi in campo sempre dando il 100%. Assolutamente. Abbiamo parlato dell'Enna, guardiamoci il servizio, la vittoria purtroppo fuori casa in casa contro la Vibonese. Sentiamo mister Passiatore. Oltre all'impegno, credo che ci sia anche qualità, qualità di gioco, predisposizione. Sai cos'è? Che oggi mi viene difficile commentare questa gara, con tutta onestà.
a mente serena, ma ancora un po' con l'adrenalina, che noi abbiamo peccato solamente su una circostanza. Siccome loro per 35-40 minuti non sono mai arrivati dall'altra parte, molto probabilmente c'è stato un attimino di disattenzione, perché non erano chiamati così in maniera intensa i nostri difensori, e quindi loro, se io ricordo bene, non hanno fatto 2 azioni, hanno tirato 2 pallonate in avanti e sono nati 2 gol, chiaramente disattenzione nostra, dove noi credo che nel primo tempo fino al gol poi ci siamo persi un attimino, no? Sai, per ritrovare, ci ha giocato solamente noi in un certo senso, avevamo creato tanto, non avevamo finalizzato tanto, però è una squadra che ha dato, ma ha dato veramente tanto. Poi siamo stati bravi quando siamo rientrati, abbiamo dimostrato di avere convinzione, no? Siamo rientrati e abbiamo fatto subito gol, abbiamo creato qualche altra situazione e poi da un'altra pallonata abbiamo preso un altro gol, cioè una cosa assurda, cioè difficile. Ora uno guarda il risultato e magari pensa che l'allenatore stia tirando acqua al proprio mulino, ma non è così, perché la squadra veramente per me ha fatto bene. Noi siamo anche migliorati rispetto alla partita di San Biase, sotto tutti i punti di vista. Su cosa pecchiamo un attimino? Su tenere il livello di concentrazione sempre massimale. E quindi quando poi, che può capitare, ci sono degli errori dei singoli, perché può capitare, ci mancherebbe altro, magari ti viene a trovare sempre a rincorrere, però noi là dobbiamo lavorare, perché sono amareggiato, ma sono molto arrabbiato, perché non è giusto che oggi Lenna ha perso, ma ve lo dico con la massima onestà. Credo che oggi la squadra, ripeto, abbia fatto veramente una grande partita e una grande prestazione, ma dobbiamo stare tranquilli. Quello che ho chiesto in linea generale, sapevamo di fare una rincorsa, no? Ho visto un po' i risultati, ho visto un po' tutto, perché poi alla fine si guarda, no? Tu guardi prima te stesso, poi dopo guardi anche gli altri. E credo che non ci dobbiamo rompere la testa da soli, perché non sarebbe giusto. È chiaro che questo può essere anche un risultato che può creare, no, dei malumori, però la squadra deve essere consapevole, e chi lo dice è il suo allenatore, perché se non c'hai i segnali c'è da preoccuparsi. Questi segnali non li ho avuto io ho avuto dei segnali di una squadra in crescita, molto in crescita, e quindi credo che noi ora ci dobbiamo rilassare un attimino, tranquillizzarci e andare a fare queste 3 altre guerre, e poi vediamo alla fine chi la spunterà. Sì, giovedì andiamo a fare questa gara con una squadra forte, importante, però, ripeto, noi oggi abbiamo giocato con una squadra che a inizio anno era stata costruita per vincere il campionato, e credo che abbiamo fatto un'ottima figura oggi al di là del risultato. Ripeto, dobbiamo stare tranquilli e giocarcela fino alla fine. Sottolineiamo che comunque Lenna è una neopromossa, quindi la sofferenza in questa stagione ci può pure stare, mentre invece un po' non ci aspettavamo il campionato del Licata, perché in questi ultimi anni Romano aveva lanciato dei ragazzi interessanti, aveva sempre comunque, insomma, fatto classifiche importanti, mentre invece quest'anno
tra l'altro ha pure mollato, poi è ritornato. Insomma, il Licata ha sofferto questo umore anche da parte della situazione tecnica, e poi alla fine la paghi, perché adesso ti ritrovi a dover fare i conti con una classifica che attualmente ti vede nei play-out e con buone possibilità probabilmente di farli questi play-out. C'è amarezza però, con la classifica attuale di giocare addirittura sì. in trasferta. Assolutamente sì, il Licata è una grande piazza, una grande storia, anche il Licata ha fatto ottimi campionati di Serie D. Questa stagione secondo me di Serie D è stata una stagione molto difficile, è stata una stagione troppe squadre siciliane complessa, forse anche, tante squadre comunque che potevano e dovevano dire la loro, e quindi secondo me in questa confusione purtroppo qualcuno deve pur scendere e deve arrivare nelle parti basse della classifica. Certo. Ora, come dici tu giustamente, il cambio e la guida tecnica, quando in una società avviene questo sicuramente qualcosa non è andato bene, però mister Romano non lo conosco di certo io, è una grande figura. Sappiamo. Dico, ancora loro non sono spacciati, hanno la possibilità assolutamente. di Noi stiamo fuori. Raccontando l'attuale classifica, l'attuale posizionamento. Hanno la possibilità ancora di tirarsi fuori dai playout o comunque di giocarli in casa, comunque di giocarsela fino alla fine. Tra l'altro la sconfitta arriva in un momento importante, perché fare punti soprattutto in casa è fondamentale. Hanno perso la partita contro il Paterno Calcio, invece, che ha confermato di essere veramente una squadra molto interessante in questa stagione. Guardiamoci gli highlights e le interviste anche post partita. Ricordo ancora l'amarezza di quell'intervista, di quella giornata, perché subimmo una sconfitta immeritata che poi nel bilancio complessivo della stagione pesò tanto, stagione che poi purtroppo per noi finì con un'amara retrocessione. Oggi però in questo stesso campo conquistiamo la matematica consapevolezza di restare in Serie D anche per l'anno prossimo. Di questo sono contento, orgoglioso dei miei ragazzi, della partita che hanno disputato, oltre che tutto il campionato. Ma oggi hanno dimostrato veramente di reagire, di essere grandi sotto tutti i punti di vista. Devo dire comunque, devo fare i complimenti anche al Licata, perché oggi abbiamo visto una bella partita di calcio in ogni caso, rocambolesca, viva, maschia, e anche se il risultato poi alla fine sorride a noi, anche loro hanno fatto la loro partita e hanno giocato bene anche loro. Quindi io oggi sono molto felice e contento per il risultato e per l'ennesimo traguardo conquistato questa stagione. L'obiettivo è sempre quello di continuare questo progetto e magari di alzare sempre un po' più l'asticella. Però per fare determinati passi importanti abbiamo bisogno di tante cose. In primis a Paternò abbiamo bisogno di una struttura, di un campo adeguato, perché purtroppo le nostre infrastrutture nella nostra città non vanno molto bene, non abbiamo un campo di allenamento e anche lo stadio è abbastanza fatiscente, mentre qui invece avete uno stadio degno di questo nome. Quindi se prima non si sistemano determinate cose dal punto di vista infrastrutturale, non si può pensare di fare tanto altro. È stata molto combattuta, molto tirata, abbiamo sofferto la prima mezz'ora il Licata che è partito forte, ci ha messo in difficoltà, ha fatto gol su qualche errore nostro e poi su una palla inattiva abbiamo trovato il gol e lì forse è cambiato qualcosa anche mentalmente, anche se devo dire che durante l'arco della partita è stata veramente dura, difficile, si sono date battaglie dal primo al 95esimo e alla fine poi il secondo tempo con la gestione della palla, con gli spazi che siamo bravi ad attaccare, siamo riusciti a chiudere la partita col secondo e col terzo gol. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di salvarci il prima possibile, l'abbiamo raggiunto ampiamente. Merito di questi ragazzi di tutto quello che stanno facendo durante questa stagione. È vero che queste sono le nostre caratteristiche, cioè, tutte le partite per noi sono come quelle che abbiamo fatto oggi a Licata, l'abbiamo fatta da Ciriale, l'abbiamo fatta a Sant'Agata, a Barcellona,
nel DNA di questa squadra c'è questo. Sicuramente abbiamo dei limiti, forse sotto l'aspetto tecnico, però sotto l'aspetto della voglia, della cattiveria non c'è nulla da dire, perché questi ragazzi danno sempre il massimo. E purtroppo il calcio è anche questo, e credo che, come ho detto prima, abbiamo fatto una partita importante oggi sotto tanti punti di vista, e quindi merito va a questi ragazzi per tutto quello che hanno fatto durante la stagione, anche perché all'inizio stagione, all'inizio campionato tutti ci davano per retrocessi, no? Anche perché siamo una squadra giovane, tutti i ragazzi che la maggior parte hanno giocato in eccellenza, e invece loro piano piano si sono ritagliati una parte importante in questo campionato di Serie D. Passiamo adesso alla visione di alcune altre partite importanti del campionato di Serie D. Iniziamo con le immagini di Nuova Igea Virtus contro la San Cataldese, 2-0 il risultato finale. Tra l'altro in questa maniera la Nuova Igea ha bene o male, insomma, sistemato la sua classifica, perché l'ultima giornata giocherà in casa contro il Siracusa, e in quel caso meglio essere tranquilli, perché poi il Siracusa va a Barcellona Pozzo di Gotto con l'idea probabilmente magari di fare bottino pieno, perché è l'ultima partita di campionato. Fortunato il Nuovo Igea in questo caso, impelagando però la San Cataldese, perché adesso anche la San Cataldese è in lotta per la salvezza. Io credo che il Siracusa abbia davanti 3 finali, e gli avversari, insomma, dovranno stare attenti, perché avranno fame di vittorie, quindi insomma, beati loro, sia il Paternò, perché adesso giocano col Paternò. Si giocano con il Paternò già salvi, in casa. Già salvi, quindi purtroppo la San Cataldese... Calendario leggermente favorevole, ma comunque sempre da prendere con le pinze, perché poi alla fine tutti vanno a giocarci una partita, quindi bisogna anche onorare la stagione. Voi ne siete stati un esempio, no? Sotto questo punto di vista, anche sì, quando avete giocato contro l'Accademia Trapani, partita tranquilla, però avete dovuto lottare poi alla fine per portare via i 3 punti. No, nelle ultime gare, pur avendo un vantaggio di 4 punti, abbiamo affrontato Misilmeri in casa, San Giorgio Piana fuori, anche se tutti fuori dicevano no, ma già avete vinto. No, non abbiamo vinto nulla, perché si giocano tutte le partite, gli avversari hanno fatto la loro partita, quindi non è semplice, bisogna che il Siracusa in questo caso vada a fare 3 partite, 3 vittorie. È vero, il Siracusa è artefice del proprio destino, si deve mettere in cautela con 3 vittorie, così tutto va bene. Vittoria anche del Ragusa 2-1 contro il Locri, scontro diretto, perché il Locri 1909, perdendo questa partita, probabilmente non è escluso abbia già dato insomma addio alla Serie D, perché ora per esempio domani giocherà contro il Siracusa, quindi le difficoltà per il Locri sono considerevoli, ed è la dimostrazione come quando non si ha una continuità da stagione in stagione si paga, perché l'anno scorso il Locri sappiamo benissimo che grande campionato ha fatto, è andato addirittura nei playoff da neopromossa, quest'anno sofferenza completa. Serve da insegnamento? Sì, assolutamente sì, il Locri gioca con la Regina, la vedo dura, è chiaro che si sono dati una mazzata, però purtroppo, come dicevamo prima, qualcuno deve pur retrocedere, qualcuno deve pur arrivare in fondo alla classifica. Il Locri, fra le società che stanno lottando per la salvezza, secondo me è quella più in difficoltà. Io non conosco bene l'ambiente di Locri, l'ho seguita a distanza, so esattamente quello che hai detto tu, direttore, però vista la classifica non li vedo in grandi condizioni. Assolutamente, assolutamente. Si volta pagina, parliamo di questa Regina, vittoria contro la Nissa FC, ed è stata una vittoria un po' sudata, perché sì, sono andati in vantaggio subito, nel frattempo possiamo già vedere delle immagini, sono andati in vantaggio subito, probabilmente questi li ha un po' rasserenati, però è anche vero che poi sulla distanza la Nissa è venuta fuori, riprende in un certo senso la partita. Una Regina che comunque ci fa capire che quando hai comunque qualità tecnica, beh, diventi certamente difficile da battere, e in questo momento è in serie positiva da oltre 17 settimane, a parte la parentesi per la sconfitta interna proprio con il Siracusa, poi per il resto sono state solo vittorie per la Regina. Beh, la Regina è una grandissima società che ha calcato altri palcoscenici,
Chiaramente è una società, una squadra che è stata fatta per vincere il campionato, un campionato, ripeto a dire, un campionato difficilissimo dove i punti si possono perdere, come è successo appunto alla Reggina, e adesso è dura. Chiaro che la Reggina è una grande squadra, ma nonostante diciamo la nomea dei giocatori, devi scendere in campo e vincere le partite e non ti puoi rilassare. Se vuoi portare a casa il risultato devi stare sul pezzo, devi metterti in sicurezza il risultato. Adesso sei solo a un punto dal Siracusa, però è anche vero che il calendario è leggermente più favorevole al Siracusa. Diciamo che si trovano anche così per, diciamo, a causa del fatto dell'Agragas. Sappiamo benissimo. La classifica Guarda, io sia un po' stenderei un modificata. velo pietoso su questa situazione, penso che anche tu condividerai questo mio pensiero. Sai perché? Perché non ci può arrivare a stagione inoltrata con una società che non ha la minima possibilità economica neanche per fare le trasferte. Io non entro soprattutto in Serie D. Non entro nel dettaglio perché ovviamente non mi permetto, non conosco bene i fatti, quindi non posso dire nulla. Io racconto i fatti. È un peccato ovviamente perché l'Agragas è una società importante. Purtroppo è avvenuto, adesso come dici tu, meglio stendere un velo pietoso e non parlarne. Però proprio. Questo ha modificato la classifica e adesso le ultime giornate sono complicate. Sono complicate. Voglio chiudere il discorso riguardante il campionato di Serie D e vi faccio vedere subito gli highlights con le interviste post partita della vittoria della Scafatese 3-1 contro la Castrum Favara. Sì, vabbè, contento per il gol, mi mancava perché era un po' di tempo che non andavo a segno, però sono felice, dai, perché segnare comunque ti fa entrare in fiducia, quindi vogliamo fare questo rush finale alla grande, quindi sono contento per il gol. Riguardo alla partita, sì, sul 2-0 sembrava che la stavamo dominando, invece loro poi hanno trovato il 2-1, hanno cambiato anche modulo e siamo andati un po' in difficoltà, però poi la squadra si è comportata bene nel secondo tempo, abbiamo mantenuto un po', diciamo, il risultato sul 2-1, sapevamo che di contropiede potevamo fare il 3-1, infatti chi è subentrato ci ha dato una grossa mano. Fisicamente ci sentiamo molto bene, anche se durante la stagione ci sta comunque che la squadra ha degli infortuni, però per fortuna la rosa è molto ampia e quindi chi gioca risponde sempre positivo. Un bel gol, non ti nascondo che a Scuffia già il secondo gol che ti faccio così a pallonetto, quindi al di là delle battute sì, è stata una grande partita, sono contento che sono ritornato al gol. Ovviamente l'attaccante vive di gol, però sia il mister, sia il direttore che la proprietà non mi ha fatto mai mancare la fiducia e quindi sono stato contento che abbiamo vinto e ho fatto gol. Non mi ricordo tutti i gol perché ne sono fortunatamente parecchi, siamo quasi a 150, quindi, però questo mi ricordavo con Scuffia perché io avevo fatto un gol già a pallonetto, quindi un quartiere 2 metri non ti capita sempre. Sì, l'attaccante io questa stagione è stato un po' altalenante, non dico non cerco Albi, però diciamo all'improvviso mi è girato un po' storto, però con grande fiducia sto sempre lì a lavorare perché comunque gli attaccanti non è il primo anno, sono periodi. Lavoro, ho costruito la mia carriera lavorando, quindi va bene così. Sì, oggi abbiamo fatto pure, ci siamo mossi meglio secondo me, siamo stati più bravi nel palleggio e quando la palla arriva pulita avanti è tutto più facile perché comunque ci troviamo bene noi gli attaccanti. Abbiamo dunque concluso il quadro del campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa breve pubblicitaria, rientreremo in studio e gli ultimi 15 minuti li dedichiamo di nuovo all'Athletic Club Palermo, ma soprattutto parleremo in maniera dettagliata anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza che ritorna in campo domenica 27. A tra poco. Benvenuti
benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Quello che state vedendo è il marchio ufficiale dei Penalty Awards. Quest'anno sarà la 12ª edizione. Vi aspettiamo in una location che scopriremo soltanto tra qualche settimana. Eccoci rientrati in studio, parliamo subito del campionato di eccellenza, parliamo del girone A. Che ha già visto vincente l'Athletic Club Palermo, però guardiamo la schermata delle partite che si giocheranno giorno 27, Athletic Club Palermo che giocherà in casa con il Partinica Audace, Casteldaccia, Oratorio San Ciro e San Giorgio, Castellammare, Città di San Vito Lo Capo, Città di Gela, Marsala 1912, Don Carlo Misilmeri, Folgore Castelvetrano, Lascari Cefalù, Unitas Sciacca, Parmonval, Super Giovane Castelbuono, San Giorgio Piana contro Accademia Trapani. La battuta la voglio fare sull'Unitas Sciacca che ha tentato insomma il percorso della Coppa Italia, forse mollando quella posizione che poteva dargli anche qualche chance di playoff. Condividi il mio pensiero? Sì, assolutamente. Andare avanti in campionato e Coppa è difficile perché la Coppa ti sottrae delle energie importanti, ti sottrae anche la possibilità e il tempo perché non puoi fare la settimana tipo, non ti puoi allenare perché il lunedì, la domenica finisce la partita e il lunedì devi riposarti, ma mercoledì è una partita importante che è la Coppa. Possibilmente anche con una trasferta magari importante. Una trasferta e nelle fasi nazionali devi andare a farti, hanno fatto una trasferta a Maratea con 8 ore di pullman, quindi sì, incide poi alla fine. Non è assolutamente facile. Anche perché poi non ti aiuta magari possibilmente avere una rosa di 25 giocatori tutti titolari, perché è normale che in eccellenza, questo me lo insegni tu, avere 25 titolari è utopia, per cui hai uno zoccolo duro di 18, 19, tutto il resto fanno, non dico contorno, grande rispetto, ci mancherebbe, però hanno un tasso tecnico secondo me inferiore rispetto allo zoccolo duro. Sì, ma anche avendo 25 titolari comunque sia non ti alleni, perché se hai fatto la partita della domenica, poi lunedì vai a allenarti, chi ha giocato non può dare il massimo, certo. Quindi non è semplice, anche avendo 25 titolari andare avanti in entrambe le competizioni è difficile, quindi io ho fatto i complimenti, però capisco che arrivare fino in finale è un'impresa. Assolutamente. Giocate contro il Partinica Audace che sulla carta per un incastro di risultati insomma spera ancora quantomeno di agganciare i play-out, se perde qualche difficoltà perché magari il Casteldaccia vincendo supera i 10 punti e quindi insomma condannerebbe matematicamente senza play-out il Partinica Audace, però io ritorno a dire quello che tu hai confermato in apertura. Qualsiasi sia la partita, il risultato va giocato in campo con la massima professionalità. Assolutamente. Diciamo che nell'ultima giornata del girone A dell'eccellenza credo che di aperto ci sia soltanto appunto questa partita e poi il Casteldaccia con il Marineo, perché poi tutte le altre già sono state scritte, sono già segnate, la retrocessa sì. Già si sa, e i playoff non si fanno perché già il Gela è andato ai nazionali. Noi ovviamente come tutte le partite scenderemo in campo per vincere.
Ovviamente il Partinico deve avere le sue motivazioni, perché deve quantomeno pareggiare o vincere e sperare che il Casteldaccia non vinca. Quindi insomma non è semplice. C'è un incastro di risultati che potrebbero alimentare appunto una classifica totalmente diversa. Tenere viva l'ultima giornata. Assolutamente, assolutamente. Concludiamo il discorso riguardante il campionato di eccellenza, parliamo del girone B. Diciamolo pure, è un girone più ingarbugliato, dove tutto ancora è fattibile. Abbiamo già la schermata dell'ultima giornata che si giocherà giorno 27, Città di Aci Sant'Antonio SC Palazzolo, Ionica FC Milazzo, Leonfortese Città di Avola 2020, Leonzio 1909 Città di Mister Bianco, Mazzarone Calcio Real Siracusa Belvedere, Gioiosa Nebros, Rosmarino Modica Calcio ed infine Vittoria che giocherà in casa contro l'Imesi Atletico Catania. È tutto ingarbugliato perché attualmente distanziato di 2 punti abbiamo il Modica, al primo posto abbiamo questo Milazzo sorpresa, c'è il Vittoria che è a 3 punti dalla testa e poi c'è questo Città di Avola 2020 invece che ha assicurato quantomeno il discorso dei playoff, ancora qualche speranza per la Nebros in base a un incastro anche di risultati. Però voglio parlare di questo Milazzo perché è la conferma che spesso e volentieri non sono i budget che ti danno la certezza di una vittoria in stagione, ma soprattutto un percorso tecnico, e devo dire quest'anno con Bognanni il Milazzo ha fatto un discorso tecnico di grande qualità, e poi anche le motivazioni. Il mister Bognanni chiama i suoi ragazzi eroi, è la parola giusta? Se lo dice il mister che li ha vissuti tutto l'anno, credo di sì. Il campionato girone B è un campionato avvincente, sicuramente è ancora tutto aperto, l'ultima giornata sarà appassionante guardarla, anche perché noi stiamo aspettando l'avversario. Certo, perché poi giocherete la Supercoppa. Per quanto riguarda il mister, faccio i complimenti al mister della società, perché comunque quello che hanno fatto già è un grande risultato. È vero. Credo che sia l'unica società che non ha cambiato guida tecnica in corsa durante quest'anno. Sì, no, anche il Modica non ha cambiato, è rimasto Ferrara dall'inizio della stagione. Questo dà comunque onore a loro che hanno programmato bene all'inizio della stagione e si trovano là, perché sicuramente quello che fa tutto il gruppo. Lo dicevamo prima. È anche una piazza che ha un po' voglia di ritornare in Serie D. L'ultima volta è stato più di 15-20 anni fa, quindi insomma riassaporare un campionato quasi nazionale a ridosso dei professionisti per una piazza come Milazzo, che comunque rappresenta una provincia in grande continuo fermento, sia una bella soddisfazione. Sì, a me hanno riferito che la domenica in casa fanno 3.000 spettatori fissi. Sono numeri. Mamma mia. Ci sperate anche voi il prossimo anno in Serie D, dai. Ci speriamo, sì. È vero. In questo girone c'è un mezzo fallimento del Modica, perché poi alla fine lì sì che il budget è stato considerevole, però poi i risultati non sono arrivati, qualche risultato negativo ha alimentato comunque la determinazione del Milazzo e ultimamente anche la rinascita del Vittoria con l'arrivo di Nicola Terranova. Allenatore insomma che dimostra che l'eccellenza la conosce molto bene. Sì, assolutamente, lo dicevamo prima, il budget conta, però contano anche altre cose. Purtroppo il campionato è lungo, il campionato di eccellenza per vincerlo, ma come tutti i campionati, per vincere i campionati devi stare sul pezzo tutta la stagione, non puoi permetterti di prendere delle pause, e purtroppo il Modica ha perso lo scontro diretto in casa, e questa ovviamente credo che sia pesata ai fini della classifica. Anche mentalmente poi. Il Vittoria da quando è arrivato il Nicola. mister è arrivato alla guida della squadra, ha fatto un grande giro in ritorno, ha fatto punti. Chissà, magari diciamo che secondo me in questo momento il Vittoria, se arriva, come sicuramente potrebbe arrivare, perché potrebbe anche tentare di giocare l'eventuale spareggio per il primo posto, per un incastro di risultati, ma se dovesse arrivare in questo momento nei playoff è probabilmente la mina vagante, cioè è una squadra che nessuno vorrebbe incontrare, perché mentalmente in questo momento è pronta per portare a casa una vittoria pesante. Sono carichi perché hanno fatto una grande cavalcata, quindi hanno lo slancio di tutte le partite, di tutti i risultati utili che hanno fatto, quindi è chiaro che
è una squadra difficile, però anche Milazzo e Modica secondo me sono delle avversarie comunque temibili e vanno fatti i complimenti a tutti, perché fare calcio in Sicilia non è semplice. Quindi domenica 27 quindi conoscerete potenzialmente la squadra che giocherà con voi la finale di Supercoppa. Potrebbe essere il Milazzo, potrebbe essere il Vittoria, potrebbe essere anche lo stesso Modica. Se dovesse essere il Vittoria non è escluso che potrebbe scattare anche uno spareggio proprio contro la squadra di Bognanni. Insomma, una Supercoppa che potrebbe completare, chiudiamo così la trasmissione, potrebbe completare questo percorso che credo che sia da incorniciare, perché voi siete arrivati al campionato di eccellenza da qualche anno, avete pagato lo scotto dalla promozione all'eccellenza, avete insomma costruito un progetto talmente importante che quest'anno avete raccolto meritatamente i frutti. Da qui si parte per la Serie D. Sì, intanto il torneo, la Supercoppa Binabisso, ahimè, che io conoscevo benissimo, per noi è un gusto in più. Palermitano Doc, ex presidente AIAC regionale tra l'altro. Sì. Anche perché il mio percorso inizia nel campo della Parmonval. Addirittura? Io inizio, i primi allenamenti li faccio là, i primi consigli me li dava il maestro Binabisso. Quindi per noi la Supercoppa vincere e portare a Palermo questo trofeo sarebbe... È doppia la soddisfazione, perché ha un significato morale anche per voi. Sì. Però c'è il problema che poi dovete andare a fare questa finale di Supercoppa dopo gli ulteriori giorni di festa. Come si arriva a giocarsi una finale importante dopo tutti questi giorni di festa? Il nostro mister e il gruppo che abbiamo queste partite non hanno bisogno di motivazione, le finali si vincono, come diceva qualcuno, quindi i ragazzi, seppur in un clima di una settimana di pausa, comunque ci sarà la partita del 27 per riprendere un po' il ritmo partita e poi giocarsi l'eventuale. Speriamo di farla il 3 maggio, perché credo che sia il 3 maggio. Sì, dovrebbe essere il 3 maggio, però non c'è la certezza ancora. Quindi questo significa che dovrebbe vincere il Milazzo e spero che sia il 3 maggio per non allungare di più i tempi. Benissimo. Allora siamo in conclusione, io voglio ringraziarti per la tua presenza, perché ci hai raccontato questa bellissima stagione, questo bellissimo sogno, come lo hai detto tu, dell'Athletic Club Palermo. Vogliamo ringraziare chi poi alla fine veramente ti è stato sempre vicino in questa stagione. Hai 30 secondi, vai, microfono aperto. Io ringrazio come ho detto sin dall'inizio, la mia famiglia e la famiglia di tutti quelli che ci sono stati vicini, perché insomma è grazie a loro che noi ci possiamo permettere di allontanarci e dare vita a questa nostra passione, lo staff, il mister, tutti i dirigenti, ma i giocatori. Ragazzi, quest'anno per noi è andato tutto bene, quindi quando è così bisogna soltanto festeggiare e ringraziare. Io ringrazio tutti, diciamo la parte della nostra comunicazione che ci ha dato grandi soddisfazioni. Fatto un lavoro bellissimo, lo so. Tutto il settore, insomma, è un ringraziamento questa vittoria. Anche al calcio a 5 che vi ha portato delle belle soddisfazioni. No? Io la ripeto, la voglio dedicare a tutta la società, a tutti quelli che ci hanno creduto, perché oggi è semplice credere nell'Athletic, lo era difficile qualche anno fa, quando non ci conosceva nessuno. Adesso sul carro dei vincitori, come si suol dire, non è più facile salirci. No, il carro dei vincitori lo spazio c'è per tutti, bene, la voglio condividere. Perché mi piace che leggi questa cosa in questa maniera positiva. Questa è la vittoria di tutti, io sono contento di questo e voglio andare avanti e gioire. Palermo vi aspetta per un grande campionato in Serie D. Grazie direttore. Grazie allora per tutto quello che avete regalato ai tifosi palermitani e un in bocca al lupo per la stagione prossima, che non sarà una stagione facile. Assolutamente, siamo consapevoli che la stagione in Serie D sarà un campionato diverso, dove ci sono 2 categorie di differenza rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma siamo fortemente motivati. Adesso vogliamo finire l'ultima partita, la Coppa, festeggiare perché ci meritiamo di festeggiare e poi ci iniziamo a pianificare tutto, perché sappiamo che affronteremo un campionato difficile, ma vogliamo arrivare pronti. Bene, grazie dunque a Gaetano Conte, presidente dell'Athletic Club Palermo, grazie per essere stati con noi. Noi ci diamo appuntamento chiaramente a questa settimana, perché venerdì alle 15:20 avremo uno spazio di 40 minuti dedicato al turno infrasettimanale del campionato di Serie D che si gioca praticamente domani. Pertanto ci vediamo venerdì 15:20, canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, ancora una volta buonasera a tutti.